Si sofferma più del solito il postino davanti alla palazzina di via Battaglia a Mogliano. Tante le testimonianze scritte di vicinanza al dolore della famiglia Carta per la morte del figlio Stefano, trovato cadavere mercoledì mattina in Rio San Girolamo, in centro storico a Venezia. Al secondo piano i genitori sono chiusi in un dolore composto nell'appartamento dove Stefano ha vissuto fino a qualche mese fa. Poi il trasferimento a Mestre, il lavoro all'hotel Palazzo Veneziano delle Zattere, anche se la residenza l'aveva mantenuta qui, dove tornava spesso a trovare gli anziani genitori e il fratello Ennio, l'unico in famiglia ad aver la forza di parlare con i cronisti. Alle telecamere chiede di non essere ripreso perché la morte di un fratello non è spettacolo. Alla giustizia invece chiede chiarezza sulle cause che hanno ucciso Stefano. Felice della vita che stava vivendo, con tanti progetti, Ennio non crede nell'ipotesi di un gesto estremo del fratello. Più probabile è il malore o un movimento brusco che l'ha fatto scivolare in canale, magari battendo la testa sul selciato, perché il 36enne sapeva nuotare bene e forse si sarebbe salvato se fosse stato cosciente. Ma l'ipotesi che tormenta di più la famiglia è l'aggressione a scopo di rapina o uno scippo finito tragicamente. Di certo, sottolinea il fratello, la zona è videosorvegliata e dalle registrazioni si potranno dare tante risposte a questa tragedia al momento senza un perché.